Buongiorno a tutti colleghi che ascolteranno questa breve video report tecnico. In questo momento mi trovo nel cuore delle Langhe, in una nota località, e vi reporterò quello che è stato l'andamento meteo-fenologico e sul piano fitopatologico per quel che riguarda ovviamente l'intero territorio regionale. Mi sposto un attimo solo per questioni di rumore da traffico. Ecco, un onore per me dare una descrizione e tra poco tempo una valutazione dell'esito vendemmiale, per il fatto che ovviamente quest'annata è stata caratterizzata da un inizio drammatico che tutti noi abbiamo vissuto nella fase di lockdown, ma non ci dimenticheremo, noi che abbiamo la fortuna di fare questo lavoro, che in quel momento l'unica cosa che non si è fermata è stata la vite di viticoltori che hanno fatto un atto di fede, un impegno lavorativo in quel momento particolarmente intenso, in una prospettiva allora in maniera categorica e tuttora purtroppo di mercato veramente grigia. Quindi il significato che dovrebbe essere riportato su tutte le bottiglie di quest'annata, al di là di qualsiasi considerazione tecnica più importante, è del valore di quello che troveremo nelle bottiglie di quest'annata. Detto questo, brevissimo tempo, al momento del lockdown registriamo in Piemonte un germogliamento storicamente anticipato, perché il Piemonte ha beneficiato di fenomeni di föhn molto intensi che hanno portato a temperature superiori ai 25 gradi già all'inizio di febbraio, e quindi questo ha dato una propulsione alla ripresa vegetativa, in modo particolare del nebbiolo, che è il vitigno uno dei più precoci in questa regione, e quindi abbiamo registrato un germogliamento di questo re dei vitigni piemontesi storicamente anticipato. A dire il vero, questo anticipo si è perso nel corso del tempo, anche grazie a una prima metà di giugno estremamente fredda, tra le più fredde, che fortunatamente ha seguito, non è coincisa con la fioritura, che è andata bene, ma questo ritorno storico di freddo tardivo ha determinato una perdita progressiva dell'anticipo che ho descritto in partenza. Attualmente, in questo momento, siamo a fine luglio, registriamo un anticipo ancora consistente ma molto ridotto sull'invaiatura, che ci fa ben sperare per il risultato qualitativo vendemmiale in senso del tutto generale. Sul fronte qualitativo, la prospettiva di un ritorno a una media produttiva, anche a abbondanza produttiva, in modo particolare per quel che riguarda i vitigni a bacca bianca, che normalmente fanno registrare maggiori problematiche di alternanza, soprattutto quando sono coltivati come qua per la stragrande maggioranza dei vigneti in forme poco espanse. Faccio riferimento particolare a Arneis, faccio riferimento per quel che riguarda il nord all'Erbaluce, che l'anno scorso ha prodotto veramente molto poco. Quest'anno siamo tornati su quantitativi norme, intorno ai 70-80 perlomeno quintali all'ettaro, sotto i 100 diciamo, a seconda poi del disciplinare dei vitigni. Sul fronte patologico, da segnalare una presenza sopra la media di Peronospora, Plasmopara viticola. Peronospora ha avuto un andamento che possiamo descrivere ritardato rispetto alle previsioni e alle aspettative che avevamo di vederla in campo, ma ritardato, ma con un progresso costante ed una fase direi di esplosione dei sintomi, soprattutto fogliari, ma non solo, anche a livello di grappoli in forma larvata, alla fine di giugno, legato a un periodo di piovosità che tutto il Nord Italia penso abbia registrato, intenso della prima metà di giugno. Fortunatamente forse
quello che ha potuto contenere abbastanza i danni è stato appunto le temperature piuttosto fredde, ma abbiamo avuto quantitativi di pioggia di 200-300 mm di pioggia nella prima metà di giugno, ovviamente soprattutto al nord della regione. Quindi grandissimo sviluppo poi a fine mese per nostro sulle foglie e forme di attacchi in larvata. I testimoni non trattati erano praticamente distrutti già a metà di giugno. Oidio direi che è stato presente, ma sotto una pressione per le zone, per i vitigni tipica qua in Piemonte sotto media, e abbiamo avuto decisamente anche dei problemi di black rot. Sul fronte dei nuovi fitofagi da segnalare Popiglia japponica in inesorabile espansione nei territori dell'Alto Piemonte orientale soprattutto. Questo nuovo coleottero sta diffondendo la sua area di azione con una velocità media di 7, 8, 10 km all'anno. Presenta, come sapete, delle defoliazioni anche totali in relazione a una densità che può arrivare fino a 200-300 individui per pianta già a inizio luglio, e conseguentemente purtroppo gli interventi insetticidi in vigneto sono stati necessariamente implementati, anche se ovviamente l'approccio integrato ci impone di valutare una soglia di intervento, e lo stiamo facendo in questo momento con estremo dispendio di lavoro energetico per trovare soluzioni integrate. Infine, perché vedo che il mio tempo è già ampiamente scaduto, per quel che riguarda prospettive di appunto vendemmie, l'ho già accennate, si parla di inizio raccolta delle basi spumanti di vigneti per basi spumanti più precoci già immediatamente dopo la metà di agosto, e maturità tecnologica dei nebbioli più precoci già proiettata intorno parliamo di maturità tecnologica 25 settembre. È da rilevare in questo momento, ci dà riscontro anche la colorazione dell'invaiatura, una grandissima disomogeneità nell'avanzamento anche all'interno di questo vitigno. Questo sarà un altro fattore molto importante da considerare nella programmazione delle vendemmie. Termino con un ringraziamento per l'attenzione, un caro saluto a tutti, grazie dell'invito e un buon proseguimento. Saluti dal Piemonte.